Bentrovati, io sono il professor Argiola, se qualcuno di voi già mi conosce, ne approfitto per fare un caro saluto agli studenti della terza età di Villa Cidro, ai quali sono molto affezionato, però entro direttamente nel vivo del mio intervento per motivi di tempo, intervento che, premetto, potrebbe intitolarsi Da Momotti a Sudimonio, breve elenco ragionato sugli spauracchi, cioè sui demoni, sui mostri, i fantasmi, le streghe, gli animali che riempiono le leggende sarde e, come dire, incrociano una lunga tradizione di racconto di questo tipo che, a partire dal testo sacro che risponde alle paure ataviche dell'uomo, passando per il testo mitologico che dà una dimensione narrativa a questo scontro fra il bene e il male, approda fino alle fiabe che, come ben sappiamo, da Cappuccetto Rosso a Pollicino, passando per tutte le altre storie che conosciamo, servono a porre i giovani lettori o ascoltatori davanti ai rischi, ai problemi che devono saper affrontare in un mondo che, come sappiamo, presenta tante insidie. Adesso iniziamo immediatamente con la visualizzazione delle immagini relative a questo racconto di paura e iniziamo con il personaggio probabilmente più famoso tra quelli che popolano i nostri racconti, è ovvero Momotti, questo personaggio misterioso, Momotti, che terrorizza i bambini, conosciuto anche come l'uomo nero, il cui nome, per esempio, potrebbe derivare o dal mammutone al quale somiglia, o altrimenti, e questa è l'ipotesi più concreta, potrebbe trattarsi invece della italianizzazione, sardizzazione del nome arabo Mohammed, relativo alle invasioni specie dei turchi che avvenivano nelle coste sarde, e quindi l'arrivo di questo uomo nero Mohammed potrebbe essersi trasformato in Momotti, che, ripeto, è la minaccia che viene rivolta a tutti i bambini che non si comportano bene. Attenzione che arriva Momotti. Anche su Dimonium, su Diaulo, tutti i nomi che sono legati, il Bestia, Subeccu, Lusbe, Foras Denosu, Foras Domine, Maskinganna, secondo alcuni anche Subundu. Sudimonio fa parte di tante leggende sarde, è uno degli elementi atti a terrorizzare specie i più giovani, e si dice, per esempio, col diavolo si fanno i patti. Dove si incontra il diavolo? Si incontra di notte, si incontra al tramonto, si incontra negli incroci, nei crocicchi. Anche il diavolo ha una, come dire, ha una rappresentanza. Il diavolo, che fa parte, per esempio, della figura dei tarocchi, ovviamente una personalità del negativo ben chiara e ben presente a tutti. Ci sono vari folletti, questo è il folletto cosiddetto dalle sette berrette, che hanno dei ruoli ugualmente in queste leggende sarde, ma a noi interessa per esempio una figura più attraente, che è la seguente, che si chiama Sammuttadori o Sammuntadori, e che è una sorta di folletto di spirito maligno che si manifesta adagiandosi, premendo, sedendosi sul petto di chi dorme, specie di pomeriggio, provocando dei terribili incubi. Questo è Sammuttadori, che ovviamente è anche legato a questioni digestive post-prandiali. Accanto a queste figure di varie di folletti e di mostri ci sono poi gli animali, che hanno un ruolo molto importante. Pensiamo anche all'origine popolare di questi racconti, quindi in una società in cui l'animale aveva un ruolo molto importante. Questo, per esempio, è il cosiddetto boe muliache. Ci sono due tipi di figure cornute, a parte il diavolo, nelle leggende sarde. Sono il boe muliache e Serchitu. Il boe muliache è una specie
di Bue Mannaro, che dalla nascita è afflitto da questo problema, cioè che durante la luna piena si trasforma in bue e poi alla sua figura che terrorizza sono legate anche una serie di appunto di leggende ulteriori in base alle quali, per esempio, se muggisce per 3 volte vicino a un'abitazione, allora decreta la morte imminente del suo abitante. La seconda figura che spesso viene confusa col bue Boe Muriache è Serchitu, che invece è una figura diversa, perché non è nato con questo principio metamorfico, no. Il Serchitu è un colpevole punito, tramutato in toro, con queste candele, e che si muove insieme a un corteo di diavoli per il paese e ha questo tipo di condanna dovuta al fatto che ha commesso un grave delitto che non è stato condannato, diciamo, dalla giustizia terrena, e allora intervengono le forze sovrannaturali che determinano questa metamorfosi. Ma d'altronde sapete che il toro come figura, certo come figura mito, diciamo, di fertilità, ma anche come rappresentazione dell'animalesco contro l'umano, ha già nel Minotauro una grandissima tradizione che in un certo senso si ripercuote anche qua. Si ripercuote anche nelle maschere, cioè non solo nei racconti, ma anche nelle rappresentazioni che vengono fatte in occasioni carnevalesche, in cui queste figure taurine si presentano in vario modo. Abbiamo modo anche di vedere la bellezza delle fatture di queste maschere, il loro ruolo davvero terrorifico. Vedete, ce n'è una lunga serie. Vedete come sono tutte le rappresentazioni. Questa in particolare, il cosiddetto su Omadori, è la maschera tipica di Escalaplano e viene realizzata usando proprio il bacino dei buoi che viene usato come maschera. Guardate gli esiti indubbiamente terrorifici. Poi le maschere sono tante, questo è Subundu, tipico di Orani, che per alcuni appunto rappresenta un'altra figura del demonio. Anche queste figure tra l'animalesco e l'antropomorfo sono considerate incarnazioni del demonio a vario titolo. E solitamente quasi tutti i carnevali sardi che prevedono queste figure mettono in scena la stessa rappresentazione, ovvero il trionfo dell'umano, del razionale, del bene sull'animale, sull'irrazionale e sul male, e quindi queste rappresentazioni terminano solitamente con la cattura di queste figure a cavallo tra il demoniaco e l'animalesco da parte, in questo caso, degli Issojadores di Mamoiada, che immobilizzano queste figure con l'uso della fune, del lazzo. Continuando, diciamo, nella nostra rassegna di animali che portano sfortuna, segno di malaugurio, c'è la stria, che come sapete, volando la notte, maledice le figure con le quali entra in contatto. La stria fa parte, come dire, del patrimonio zoologico sardo, e quindi si tratta appunto di attribuire a un uccello notturno dal suono spettrale un ruolo terrorifico. Però ci sono anche invece animali che affondano le loro origini nella leggenda, ed è il caso per esempio dello scultone o iscultone o iscurzone, che è considerato una specie di
lucertolone, una sorta di drago di Varano, che ha come caratteristica quella di pietrificare con lo sguardo e, e pare che viva, si aggiri nei dintorni dei nuraghe, secondo alcuni, ma sono in minoranza, aveva l'aspetto di una sorta di drago, di una chimera, effetto della somma di tante immagini, e ha avuto anche, come dire, una certa visibilità in un albo a fumetti di una serie molto prestigiosa come quella di Martin Mister, che ha tra i suoi autori alcuni sardi, tra cui per esempio Bepi Vigna, che forse potreste anche conoscere, e che Martin Mister che dedica appunto allo scultone un numero, il numero intitolato Il mistero del nuraghe, in cui potete vedere una rappresentazione di questo scultone. Dal grande ci spostiamo al piccolo, poi al relativamente piccolo, e incontriamo la cosiddetta musca macedda, cioè macellaia, che aveva le dimensioni della testa di un bue e che solitamente era a guardia del suscusorgiu, cioè di un tesoro che una volta recuperato presentava il problema di doversi scontrare con questa musca macedda. Animali, abbiamo visto, onnipresenti, per ovvi motivi facevano parte di quella cultura. Ma non sono solo gli animali che in Sardegna hanno questo ruolo di atterrire, spaventare, avvisare. Ci sono anche figure antropomorfe. Intanto c'è, dimenticavo, c'è il martiverra, che è un gatto maimone di dimensioni a volte gigantesche, che nel giorno di martedì grasso punisce quelli che vanno a lavorare e non a fare festa. Tornando, vi dicevo, all'idea invece più antropomorfa, abbiamo una serie di figure a cavallo fra la strega, la fattucchiera, in questo caso la parca. Le parche nella mitologia erano quelle che filavano la vita delle persone fino a tagliarla, e questa è la cosiddetta filonzana, figura del nostro carnevale, che ha proprio questo compito in pratica di lavorare col fuso e tutto il resto per determinare il percorso di vita e alla fine dare la morte. Ancora più significative, poi sì, siamo a Villa Cidro, quindi meglio di così non si potrebbe, è una versione della bruscia, che in sé è la strega con un termine molto generico in Sardegna, ma in questo caso abbiamo una sorta di strega vampiro che prende il nome di Koga, e voi sapete che le Kogas o surbiles sono quelle streghe vampiro mutaforma, cioè che possono assumere anche la forma di altri animali, e che nelle leggende anche villacitresi si presentano così. Sono la settima, ogni Koga è la settima di 7 figlie, quindi in un certo senso si può già prevedere chi sarà la Koga, e si può distinguere per una sorta di peluria. Qualcuna di loro ha anche la coda e hanno un problema, quello che non riescono a contare oltre al numero 7, e di conseguenza uno dei modi per respingerle, evitando appunto che succhino il sangue soprattutto ai neonati, è per esempio presentare una falce con più di 7 denti, e quindi loro, come dire, non riescono a contarle e quindi in un certo senso desistono dal compito, oppure presentare un treppiede rovesciato. Esistono dei modi per ridurre l'effetto di queste Kogas. Vediamo qualche altra immagine. Che per certi versi, anche se come dire, hanno un ruolo più spaventoso, per certi versi somigliano anche alle Janas. Le Janas che sono delle sorte di fate, possono essere buone
o cattive, cioè possono essere delle fate buone o delle streghe cattive, vivono solitamente nelle grotte, qualcuno le rappresenta alate, si danno da fare con la tessitura, si danno da fare con la cucina e possono alternativamente in alcuni casi venire in soccorso agli esseri umani, in altri casi invece punirli. Le Janas, che sono di ridotte misure, vivono in domus de Janas, fatti appunto in base alle loro dimensioni e che sono distribuite in tante località della Sardegna. Non ho detto prima che ovviamente il nucleo di queste leggende è comune a tantissime tradizioni e abbiamo figure simili, mi vengono in mente gli elfi per esempio, in quasi tutte le culture, cioè ci sono elementi comuni in questo immaginario di Spauracchi tra la Sardegna, l'Irlanda, il Giappone, il Nord Africa. È come se fosse un patrimonio, diciamo, di paure comuni che circolano lungo un territorio molto vasto. Domus de Janas o de Janas, a seconda delle pronunce, sono sparse in tutta la Sardegna. Oltre alle Janas, che già appartengono, come dire, a un repertorio fatato, in Sardegna sono presenti anche altre figure che hanno proprio il compito di suggerire ai più giovani alcune pratiche da evitare e sono le famigerate e temibili mamme. San Mamme Suentu, San Mamme Susoli, San Mamme Subuzzu, che in alcuni casi viene chiamata anche Maria Farranca o Maria Abranca. Che ruolo avevano queste mamme? Servivano a distogliere i più piccoli da comportamenti ritenuti pericolosi. San Mamme Suentu portava via i bambini che uscivano senza i propri genitori nelle giornate particolarmente ventose e sappiamo, per esempio, in Sardegna che ruolo possa avere il vento e quindi rappresentare un pericolo per i più piccoli, pericolo da scongiurare. San Mamme Susoli, guarda caso, portava via i bambini che si azzardavano a uscire di casa intorno alle 14:30 nei mesi estivi. E naturalmente di nuovo si tratta di un modo per evitare che i bambini banalmente incorrano in insolazioni. Ma un ruolo ancora più importante per certi versi ce l'ha Maria Farranca o Maria Branca o Maria Abranca, nota anche come San Mamme Subuzzu e Subozzu, perché era quella figura che trascinava a fondo nel pozzo i bambini che a questo pozzo si avvicinavano. Potete immaginare che le cautele e i mezzi di prevenzione del pericolo di altri tempi non erano efficaci come i nostri e di conseguenza questi pozzi rappresentavano spesso realmente dei luoghi rischiosi e allora inventare una figura spaventosa che distogliesse i bambini dall'avvicinarsi aveva, come dire, la sua finalità anche educativa. Poi le mamme o le nonne avevano anche il ruolo di ordire i frastimus e preparare le cosiddette mazzine, che assomigliano alla tradizione voodoo di costruire delle bambolette a immagine e somiglianza di chi si vuole colpire e poi flagellarlo attraverso tutta una serie di espedienti che vanno dagli spilloni al fuoco.
Fino ad ora abbiamo parlato in un certo senso quasi esclusivamente di figure viventi, che fossero vampire, che fossero streghe, che fossero Janas. Si trattava comunque di figure reali a modo loro, pur nel panorama fantastico. Qui invece cominciamo a entrare in contatto con l'oltretomba, con la dimensione ultraterrena. Le figure che sto per presentare, le Panas, sono infatti dei fantasmi. Le Panas sono le donne i cui figli sono morti durante il parto. E allora loro, una volta morte, non sopportano la privazione del loro figlio e allora si ritrovano tutte le notti per 7 anni almeno, vedete che anche il numero 7 ricorre, nei ruscelli, nei fiumiciattoli, a faistus sustregiu, a lavare la roba, lavare gli indumenti di quei figlioletti per i quali non l'hanno potuto fare in vita. E allora avvicinarsi a queste panas durante il loro lavoro notturno, interromperle, da un lato equivale a maledirle, perché l'interruzione prima del termine dei 7 anni le obbliga a ricominciare da capo. E la reazione che hanno queste panas, se si trovano davanti dei bambini, è quello di prendere questi bambini proprio per usarli per sostituire i loro figli persi. A questa credenza delle panas si lega una pratica che era diffusa ovunque, per esempio nel Mediterraneo, ma anche in Sardegna, e cioè dotare le tombe, le bare dei morti di oggetti che avessero a che fare con la propria quotidianità. Allora, nel caso di donne morte di parto a cui era morto il bambino, si usava mettere una sorta di corredino oppure l'ago, il filo, dei tessuti, delle stoffe, proprio perché la morta avesse qualcosa da fare, qualcosa su cui lavorare, evitando così di recarsi in questi specchi d'acqua per i lavaggi notturni. Immaginate, intuite che così come le mamme di cui abbiamo parlato, anche le panas avevano comunque il ruolo di sconsigliare ai piccoli di avventurarsi in solitudine di notte vicino a specchi d'acqua che naturalmente rappresentavano dei rischi. Poi al fantasma si affianca anche il personaggio reale, che un pochino rientra anche qui nella leggenda, ma la diatriba è aperta. Forse ne abbiamo anche parlato a proposito del libro della Murcia. Poi ci sono anche le cosiddette, queste sono tutte immagini delle panas, la cosiddetta femmina accabadora, che seppur avesse un ruolo anche sociale, cioè quello di favorire l'eutanasia per chi ne aveva bisogno, rappresenta comunque un'immagine poco rassicurante e ascrivibile, che si può includere, diciamo, nell'elenco degli sparachisardi, come, non l'ho detto prima, Maria Puntaoru, che è quella donna anziana con lo spiedo che usa lo spiedo per aprire la pancia dei bambini golosi che hanno mangiato troppo e quindi svuotarla. Una figura che presenta anche il suo opposto, è la cosiddetta Sa Palpaeccia, che svolge esattamente il ruolo contrario. Se la prende coi bambini che si rifiutano di mangiare, apre di nuovo la loro pancia e la riempie di sassi. Vede che le analogie con tante fiabe che conosciamo sono tante. Concludiamo
con il cosiddetto carro de Sammotti, noto anche come carre Nannai o carro Goggiu, che si dice si potesse sentire in alcune notti passare attraverso i paesi e che rappresentava la minaccia perché appunto ospitando al suo interno la morte come la immaginiamo, col manto nero e con la falce, rappresentava un'ulteriore minaccia per i cittadini del luogo. Allora, questo è stato, come dire, una rapidissima rassegna di spauracchi sardi, che, giusto per riepilogare, appartengono a una serie di categorie. Ci sono gli animali, che hanno alcune funzioni antropomorfe, che in alcuni casi hanno la possibilità di cambiare forma, di mutare e che naturalmente vengono pescati dall'immaginario comune e dalla società che al tempo con gli animali quel rapporto stretto aveva. Poi ci sono figure che rappresentano l'aldilà, il mondo ultraterreno, e sono appunto i fantasmi, il demonio, tante di quelle figure che per esempio popolano i carnevali sardi. E poi ci sono le streghe, c'è la magia nera, le mazzine, i frastimus, i brebus, quella sorta di parole speciali, parole magiche che servivano a contrastare appunto il negativo. E dicevo che questo insieme di figure che vanno dall'animalesco al bestiale, il mammutone per certi versi è una sorta di orco, e anche l'orco ha rappresentato una figura terrorifica delle fiabe dei bambini. Poi forse sapete anche che per esempio sugli orchi c'è un'ipotesi, siccome l'orco rappresenta una figura umana a livello più animalesco, più bestiale, qualcuno sostiene che la probabile convivenza di due stadi evolutivi dell'uomo, e cioè il Neanderthal e il Sapiens sapiens, abbia prodotto questa serie di leggende, perché probabilmente per il Sapiens sapiens l'uomo di Neanderthal aveva delle proporzioni che lo assomigliavano per l'appunto all'orco. E abbiamo visto anche la funzione di questi spauracchi, che è da un lato strettamente narrativa, anche di condire i racconti con qualcosa di emozionante, anche perché la paura è un sentimento forte. C'era poi come dire, anche la questione religiosa del bene e del male, e quindi questi spauracchi che hanno il ruolo di punire chi non si attiene ai giusti comportamenti. E poi c'era la questione degli insegnamenti, degli esempi, e cioè fornire tutto un insieme di figure che aiutassero i bambini a compiere le scelte giuste, non avventurandosi in territori per loro pericolosi. Abbiamo anche chiarito che tutto questo fa parte di un patrimonio comune che circola in tutto il Mediterraneo, e anche in Sardegna presenta tantissime varianti, quindi è possibilissimo che voi conosciate anche delle storie un po' diverse rispetto a quelle che vi ho raccontato io, ma l'importante è tenere il focus sulla ricchezza di questo immaginario della paura, che ha dato luogo per esempio anche a tantissimi libri sia di narrativa che di saggistica, che eventualmente in un'altra occasione vi consiglierò di leggere. Io ho finito, spero di essere stato rapido e non pesante. Mi dispiace per questo tipo di comunicazione che mi impedisce di avere feedback, e quindi sono un po' costretto così a parlare con me stesso, ma mi ha fatto piacere rientrare in contatto con voi. Ci vedremo per un'altra lezione. Per ora vi saluto, un abbraccio, a presto. Rieccoci qua. Probabilmente abbiamo la possibilità di dare una piccola coda alla comunicazione precedente, che è stata per ovvi motivi rapida, un elenco
incompleto ma ricco, e invece in questo momento ci prendiamo una decina di minuti per, come dire, per individuare delle costanti, per tracciare un filo logico rispetto all'elenco che abbiamo affrontato. E allora, intanto ci diciamo una cosa, sia che si appartenesse alla sfera religiosa o a quella sociale, la paura come sistema anche educativo di trasmissione di valori ha sempre funzionato, perché concretizzare le paure su figure individuabili ha permesso anche di affrontarle e di discuterne, specie per una fascia d'età più giovane che è solitamente il primo destinatario di questo tipo di racconto. Tornando invece alla nostra realtà sarda, cioè all'inventario della paura degli spauracchi sardi, possiamo per esempio individuare alcune costanti che costellano questo tipo di immaginario. Intanto abbiamo visto che le bestie, e soprattutto quelle bestie che sono a cavallo tra l'umano e il bestiale, rappresentano una quota importante dello scenario della paura sarda, che siano declinate nelle forme taurine, dei cervi, dei cavalli, degli uccelli, degli animali mitologici come lo scultone. In ogni caso l'elemento bestiale è ineliminabile e fa parte, come dicevamo, di un sostrato, di una cultura agropastorale che con questo tipo di realtà e in alcuni casi di minacce aveva a che fare. Poi, altra cosa che naturalmente riesce a trasmettere la paura è quella dell'ignoto, e il massimo dell'ignoto è legato ovviamente alla dimensione ultraterrena. Le domande sul non solo da dove veniamo, ma soprattutto dove andiamo, hanno per certi versi fondato il sentimento religioso di ricerca appunto di risposte a queste domande importanti, e la dimensione ultraterrena, che sia, come dire, di figure somiglianti a quelle dei fantasmi, che sia su demoniu, rappresentano un'altra quota di questo inventario della paura, perché così come il passaggio del carro della morte suscita terrore, la morte che incombe in queste figure ultraterrene, la morte addirittura punitiva, come quella che dà il demonio, che poi condanna a una realtà ultraterrena di sofferenze, hanno di nuovo un ruolo importantissimo. E poi accanto a bestie e rappresentanti dell'altro mondo c'è una abbondanza di figure femminili. Le figure femminili, dalla bruscia in senso lato alle mamme che abbiamo elencato, e poi passando per Kogas, Janas e Panas, rappresentano di nuovo un'altra quota importante di questo immaginario della paura. E allora diciamo una cosa su queste figure femminili. Allora, intanto tutto ciò di cui abbiamo parlato non rientra sotto lo stigma della colpa. Cioè tutte queste figure sono così in quanto tali dalla nascita. Si nasce Jana, si nasce Koga, si diventa Pana dopo la morte a causa del parto. Forse non è stato chiaro nella precedente comunicazione, ma le Panas prevalentemente sono le donne morte di parto, e in ogni caso o si nasce Jana o Koga o si diventa Pana senza colpe, cioè le Panas sono delle vittime. Questa loro ricerca di recuperare una dimensione materna fa parte del grandissimo lutto che hanno subito. E allora quindi emerge intanto la centralità della figura femminile,
siamo in Sardegna, passando anche Possa Femmina a Cabbadora o Possa Vilonzana, il ruolo centrale della donna nella società sarda si evince, emerge anche dalla qualità e quantità delle figure femminili che ricoprono questo ruolo. E dicevamo della sostanziale, a parte Serchitu, che abbiamo detto che è quel bue la cui trasformazione è dovuta a una colpa non espiata, a parte Serchitu, queste figure sembra quasi che non siano maligne, a parte su Dimonium. Cioè, in un certo senso, pensatela così, incarnano il male, il negativo di cui nessuna società può fare a meno e che in un certo senso, se lo chiedete a un esorcista, vi dirà così, e cioè che la funzione del divino è anche dovuta alla presenza del demoniaco. Cioè male e bene sono due facce della stessa medaglia e senza l'una non ci sarebbe l'altra. Ed è questo il senso che trasmettono, per esempio, le fiabe originali, quelle che inizialmente vennero trascritte intorno al 1800 in base ai racconti orali, fiabe originali che erano infinitamente più crude della sistemazione che hanno avuto successivamente. Da quel punto di vista Disney, per esempio, ha passato una mano di vernice dai colori sgargianti su una tela che nasceva nera. Cioè come dire, le fiabe originali, Hansel e Gretel, prevede che uno dei due muoia dentro quel forno. La bella addormentata non viene risvegliata dal bacio del principe, ma dal pianto del neonato che partorisce dopo aver subito violenza da addormentata. E anche Cappuccetto Rosso, pur nella versione che è arrivata a noi, rappresenta una bambina il cui cappuccetto suggerisce un'età, quella del passaggio, diciamo, dalla bambina alla donna, un passaggio segnato anche dal rosso mestruale, e nel caso della fiaba di Cappuccetto Rosso il significato ulteriore che questa fiaba ci vuole trasmettere è che per una bambina che attraversa quella soglia di età, il mondo come un bosco tetro nasconde tante minacce che poi sono, come dire, concretizzate in quella del lupo, che rappresenta, come dire, il predatore anche sessuale che queste figure possono incontrare. Quindi tutti questi racconti in realtà affondano nel bisogno di trasmettere a tutti e prevalentemente ai bambini la presenza di riti di passaggio, di attraversamenti di soglia, di incontro con figure che servono per l'appunto a mettere in guardia i più giovani che si stanno formando un'idea del mondo rispetto alle minacce che questo mondo presenta. E allora in tutto questo il ricorrere della figura femminile rimanda comunque a una dimensione di anche allevamento di bambini, di educazione e tutto il resto che coinvolgeva quella sfera, e la centralità, per concludere, di queste figure femminili accanto alle figure dei bambini è testimoniata per esempio dalla famosa pratica de Sogu Pikau, che è una forma di invidia, che invidia vuol dire vedere contro. L'invidia è guardare qualcosa e istintivamente andare contro perché non la si possiede a un certo livello. E allora la pratica del Sogu Pikau
è legata appunto a questa invidia che talvolta si manifesta anche al di là della malignità di chi la commette, è una cosa tutta visiva, tant'è che uno dei modi per interromperla è avere un contatto, proprio per evitare che questa cosa passi solo attraverso gli occhi, e la soluzione del Sogu Bigau è la cosiddetta Mejine Sogu, che, come saprete, si fonda su alcuni rituali che cambiano da zona a zona. In alcuni casi c'è l'olio, in alcuni casi ci sono i chicchi di grano, in alcuni casi ci sono pezzi di stoffa, ciocche di capelli. In ogni caso, ogni tradizione costruisce la sua risposta a questa maledizione visiva attraverso una Mejine Sogu che viene gestita esclusivamente dalle donne, che si concretizza nel accompagnare questi gesti con dei versi, delle parole magiche che assumono il termine di brevus, e questi brevus sono tramandati per linea femminile. Ogni maestra può avere al massimo 3 allieve, e anche questo elemento, che è secondario, diciamo, in un racconto complessivo che abbiamo fatto, sottolinea come la dimensione educativa verso il bambino, che era per esempio l'oggetto del Savigare Sogu, come si diceva, quindi la dimensione educativa col bambino e le figure che erano deputate alla sua crescita, che erano quelle femminili, concludono che la centralità della figura femminile nell'immaginario terrorifico sardo risponde semplicemente a una centralità che la nostra isola ha avuto rispetto a molte altre zone del Mediterraneo o del sud d'Italia, e che è testimoniata anche dalla loro centralità come figure del terrore. Un terrore che però è volto a fini positivi, altrimenti non si spiegherebbe perché, per esempio, in quasi tutte le processioni e i riti quasi teatrali del carnevale sardo, l'elemento centrale sia proprio la sconfitta del demoniaco, del bestiale, da parte del resto della popolazione, che così preserva la civiltà umana contro la bestialità animalesca. Ancora un abbraccio, spero di vedervi dal vivo quanto prima. Un saluto, a presto.